Buona giornata, ben ritrovati con l'appuntamento con ore 13 su Antenna 3 ogni giorno. Quest'oggi parleremo di coronavirus e Brexit, gli effetti sull'economia della nostra regione. Qui con me in studio per affrontare questo argomento l'assessore regionale al turismo e al commercio estero della regione Veneto, Federico Caner. Buongiorno, grazie buongiorno a tutti. Per essere qui con noi. E Matteo Ribon, segretario generale della CNA del Veneto. Buongiorno, grazie anche a lei per essere qui con noi. Allora, cominciamo da quello che è il tema di cui si sta parlando di più in questi ultimi giorni, il dilagare dell'epidemia di coronavirus nel mondo, il blocco dei voli diretti con la Cina. Che effetti nell'immediato sta avendo sul nostro territorio, quindi sull'economia del Veneto, a partire dal turismo. Caner, sicuramente i cinesi nell'ultimo periodo stanno avendo un ruolo abbastanza importante in quello che è l'economia turistica della nostra regione. Ma assolutamente sì, anche perché non solo il Veneto e Venezia in particolare è un mercato di riferimento per i cinesi, ma ovviamente con l'aumentare dell'economia negli ultimi anni della Cina, già in maniera naturale i turisti cinesi aumentavano in Italia e quindi anche in Veneto. In più c'è stata anche negli ultimi anni un'azione molto forte della regione Veneto in termini anche di promozione turistica in quei mercati là, non soltanto in quello cinese, ma in tutto il mercato, diciamo, del sud-est asiatico. E quindi noi abbiamo spinto per promuovere la regione Veneto, per fare anche corsi all'interno della regione Veneto tramite i vari associati alle federazioni alberghiere per esempio diventare China friendly, cioè praticamente attuare tutte quelle pratiche per accogliere i cinesi che hanno una cultura totalmente diversa non solo da noi ma anche dal resto del mondo occidentale, e quindi è ovvio che un albergatore per esempio non può dare gli stessi servizi che dà un americano, un inglese, un francese a un cinese, proprio per una questione di cultura differente. Quindi è stato fatto tutto un lavoro che è ovvio che con questa cosa qui non ci voleva, nel senso che effettivamente noi abbiamo un po' un blocco degli arrivi anche per insomma, le misure che sono state prese a livello internazionale, quindi un blocco proprio delle partenze e degli arrivi dal punto di vista aereo proprio, e in più anche, se vogliamo, una fobia generalizzata sia in Cina che qua, in Cina nella partenza e da noi nell'accoglienza, che sta mettendo in difficoltà in particolare il Veneto, in particolare Venezia. Venezia tra l'altro viene fuori da una situazione già difficile che è quella dell'acqua alta dell'anno scorso, esatto, di novembre dell'anno scorso, e quindi questa va a sommarsi e noi abbiamo addirittura disdette che arrivano al 50%, e quindi le presenze turistiche che in questi mesi qua stiamo parlando di un meno 50%, cioè un meno 50% è un dato catastrofico. Se lei pensa che di solito quando si ragiona di una crescita di una regione si parla del più 2, più 3% positivo rispetto all'anno precedente, oppure quando si parla di un'annata negativa si parla di un meno 2, di un meno 3 al massimo. Qua stiamo parlando in situazione contestuale addirittura di un 50%. Con il carnevale peraltro alle porte, che è uno dei momenti clou insomma, del turismo. Assolutamente a Venezia, sì, quindi i prossimi mesi sicuramente saranno mesi difficili in generale per quanto accaduto, appunto, ripeto, l'anno scorso. In più si aggiunge la mancanza del mercato cinese che stava andando a sopperire, se vogliamo, la mancanza di arrivi da parte del mercato americano e europeo per effetto del tema dell'acqua alta, perché non è ancora stato digerito bene quella cosa là, cioè ci sono tanti che continuano a telefonare negli alberghi e chiedono com'è la situazione, cioè sono ancora convinti che Venezia sia sott'acqua, cioè noi purtroppo non ci rendiamo conto perché abitiamo qua, no? E abbiamo i mass media locali, ma non ci rendiamo conto che la comunicazione che avviene oltreoceano è totalmente differente. È chiaro, un metro sul medio mare, pensano che ci sia un metro d'acqua. C'è gente che ha telefonato dicendo ma sento parlare di 1,84 m, allora io sono 1,75 m, sono sott'acqua.
noi diciamo no, guardi che purtroppo gli albergatori sono costretti a spiegare, no, guardi che è sulla media marea, non è sulla fondamenta, no? Quindi la fondamenta in realtà va sotto di 70 centimetri, che sono già tanti, 1 metro dopo, a seconda delle situazioni, ma insomma è difficile spiegarlo a un turista internazionale. Insomma, questo ulteriore aspetto del coronavirus in questo momento particolare sicuramente non ci voleva. Matteo Ribon, dal vostro osservatorio, sì, presidente, lo ricordiamo, veneto della CNA, com'è la situazione? Allora, la situazione sì, innanzitutto riguarda la filiera del turismo, per cui noi guardiamo le imprese artigiane che lavorano nella relazione con il turismo, ed effettivamente i dati di cui spiegava l'assessore sono gli stessi che ritroviamo anche all'interno dei nostri associati. E questo fenomeno del coronavirus in qualche maniera incide su una serie di elementi che vanno a modificare l'attrattività del nostro territorio rispetto a determinati mercati. L'altro elemento, io prima, mentre parlava l'assessore, ragionavo su 4 elementi importanti che riguardano la nostra economia. Il primo è l'approvvigionamento di materie prime. Noi siamo un paese che trasforma e quindi in qualche maniera molte delle materie prime nel corso degli anni cominciano ad arrivare e arrivano dalla Cina, soprattutto gli elementi di elettronica che servono per la meccanica di precisione, le attività all'interno degli impianti e tutto quello che segue, insomma, una delle caratteristiche produttive che abbiamo. Poi c'è la questione dell'import in generale, comunque noi molti materiali come territorio li importiamo dall'area cinese, quindi un problema che da questo punto di vista ci sarà. L'export con la Cina, molte nostre imprese, il nostro tessuto produttivo, noi siamo degli esportatori, soprattutto per le 4 basi del Made in Italy, ma anche per tanti altri materiali, per cui le nostre imprese artigiane, molte di queste o collegate in filiera oppure direttamente esportano nel mercato cinese ed asiatico, e qui le difficoltà di esportare e di avere relazioni in questo periodo qui creano una serie di problemi. E non ultimo appunto la questione del turismo, che è una questione rilevante per la nostra regione, che è la prima regione italiana per sviluppo di questo tessuto produttivo che noi riteniamo importante. Quindi per l'artigianato i rischi sono rilevanti, è chiaro che quantificarli è ancora difficile, ma insomma l'attenzione che abbiamo posto e richiesto alle autorità è quella di controllare e gestire un fenomeno che potrebbe avere degli effetti negativi dal punto di vista economico, anche quando la situazione congiunturale, insomma, non è neanche delle migliori, e lo stiamo vedendo, insomma, negli ultimi mesi con i dati che riguardano un po' l'economia in generale del nostro Paese. Certo, quindi visto insomma questa situazione e dato di fatto insomma che alcune cose purtroppo non sono nella nostra disponibilità da governare, da controllare, quali sono le richieste che vengono dal mondo artigiano appunto alle autorità per cercare, come dire, di arginare il più possibile i danni in questo momento? Allora, un dato importante è quello che riguarda gli aiuti e incentivi per controllare gli effetti che ci possono essere sul tessuto produttivo. È un appello che si rivolge non solo alla Regione, ma insomma a livello nazionale, quindi questo potrebbe in qualche maniera aiutare situazioni di difficoltà, come si è verificato in altri contesti, in altre situazioni complicate. L'altro elemento è quello di cercare di non far dilagare una preoccupazione in maniera esagerata, perché bisogna comunque controllarla, per evitare che queste notizie poi abbiano degli effetti negativi. Prima veniva detto in maniera molto chiara, perché adesso questa cosa del coronavirus sta esplodendo? Perché abbiamo un fenomeno globalizzato, una connessione immediata con tutto il mondo, una trasmissione temporale immediata, e questo incide subito. Quando c'è stato il fenomeno della SARS, questa cosa qui non era così interconnessa. Perché non era così marcato proprio l'aspetto. E questo aspetto qui è importante. Della infodemia, no? Si è detto anche, le non notizie è solo vengono diffuse, noi dobbiamo in qualche maniera gestirle. La comunicazione che viene fatta all'interno del nostro territorio poi si ripercuote non solo nel nostro territorio, ma anche in un contesto globalizzato. Perché? Perché Venezia e il Veneto, che vogliamo o no,
è al centro e agli occhi di tutto il mondo, quindi fondamentalmente noi siamo sotto i riflettori e quindi qualsiasi relazione noi subiamo oppure produciamo a ritorno in tutto il contesto internazionale. Venezia in particolare, l'abbiamo visto con l'acqua alta, appunto quello che si diceva prima. Il problema è proprio l'utilizzo di questi strumenti qua, perché la comunicazione adesso avviene proprio da parte del turista, del singolo, che permette non solo di far foto ma far video e farli girare. Quindi noi ci siamo accorti che questa comunicazione è arrivata anche nei paesi più sperduti a livello mondiale. E l'altro giorno che parlavo con l'associazione di categoria che ci chiedeva un intervento come regione per fare una controinformazione, assieme a loro ovviamente, ho detto guardate, noi ovviamente siamo disponibili, ma non riusciremo mai a raggiungere con capillarità dove sono arrivati loro, perché ci vorranno mesi per riuscire a convincere e a spiegare al mondo che nel caso di Venezia la situazione è tra virgolette abbastanza normale, no? Nel senso che è da 1000 anni che Venezia è abituata, ci sono quadri del canaletto che fanno vedere le gondole in piazza San Marco, no? Quindi è ovvio che negli ultimi anni forse questa cosa qua è accelerata, c'è stato un abbassamento della città, insomma potremmo aprire, su adesso non voglio fare ragionamenti ingegneristici, però dico che va comunicato al mondo che questo è un tema abbastanza normale e che dura 2 o 3 giorni, poi si torna velocemente alla normalità, rimangono dei danni legati alla salsedine sui muri, quindi sulle chiese che creano parecchi danni, cioè tutti i manufatti artistici e architettonici, per carità, però si torna alla normalità. Questa cosa ma non riusciremo mai a raggiungere con capillarità quello che il turista con i propri video riesce a far girare in tutti i siti a livello mondiale. Purtroppo questa è la modernità nel bene e la realtà con la quale ci troviamo purtroppo a fare i conti. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. E rieccoci in diretta con Ore 13, stavamo parlando degli effetti sulla economia del nostro territorio in seguito al diffondersi dell'epidemia di coronavirus e al ruolo fondamentale dell'informazione, proprio perché il mondo è cambiato nel giro di pochissimi anni e l'informazione anche di conseguenza. In che modo è possibile gestire tutto ciò? Perché abbiamo visto come alle volte appunto semplicemente un messaggio magari lanciato sui social e poi ovviamente rilanciato rischi di creare in maniera del tutto infondata magari dei danni enormi ad un'economia turistica, per esempio di una regione. Stavamo parlando proprio durante la pausa pubblicitaria di un paio d'anni fa con il caso di West Nile, no? Il messaggio poi diffuso sembrava che nessuno volesse più poi andare nelle nostre spiagge. Quindi come si fa a comunicare e che cosa avete in mente di fare visto questo momento particolarmente difficile e delicato per tutto il nostro sistema turistico nello specifico? Sì, certo. Innanzitutto rassicurare sia i nostri cittadini che i nostri turisti, perché la regione, per esempio nel caso della Regione Veneto, la regione si è mossa assieme anche per esempio al Friuli, alla Lombardia, al Trentino. I presidenti hanno già scritto una lettera al Ministero della Salute per prendere dei provvedimenti veloci, per esempio anche relativamente alle scuole, agli asili, nidi e scuole dell'infanzia, di quei bambini stranieri che magari sono rientrati dalla Cina, ce ne sono tanti, e che poi tornano a scuola, e qui si è chiesto di avere almeno 15 giorni di tempo di monitoraggio, perché ci sono effettivamente le famiglie preoccupate. E quindi noi una lettera che sta facendo molto discutere questo a livello politico. Lo so che sta facendo discutere, però le assicuro che io stesso, nonostante sia assessore al turismo, sono stato bersagliato e bombardato da messaggi e telefonate da parte dei nostri cittadini, di mamme preoccupate, perché dopo guardate che la psicosi avanza e automaticamente succede che le famiglie tengono i bambini a casa da scuola, quindi non è che poi il comportamento del singolo non avvenga, avviene in autotutela. Quindi è giusto che un'amministrazione comunque ponga il problema e se ne discuta, poi vediamo in che termini. Però noi da un lato vogliamo rassicurare questo, dall'altro, per arrivare alla sua domanda più specifica in ambito
turistico, fare una promozione internazionale che sia legata anche allo stesso meccanismo che viene utilizzato quando purtroppo passano messaggi negativi, utilizzare gli stessi meccanismi però col messaggio in positivo. Quindi il turista, secondo me, è il primo ambasciatore, lo è nel bene, lo è nel male e lo deve essere anche nel bene. Quindi che abbia la possibilità, nel caso per esempio che dicevamo prima di Venezia, di poter far vedere con i video ripresi dal proprio telefonino e far passare questo messaggio positivo, così come è passato il messaggio negativo deve passare quello positivo. Non basta la promozione classica, cioè quella che avviene quando noi facciamo promozione turistica, quindi la presenza alle fiere, le radio, le tv o i social stessi, perché quelli non hanno la stessa penetrazione che ha se vogliamo chiamiamolo fai da te, da parte del turista. Ecco, questo noi possiamo fare e poi agire con le autorità, diciamo, sanitarie per dare garanzie sia al cittadino che al turista. Su questo il ragionamento si sta muovendo anche nei canali corretti tramite le ULSS di appartenenza. Noi tra l'altro abbiamo anche delle ULSS da questo punto di vista attrezzate, perché siamo già abituati a lavorare con il turista, penso alle ULSS della costa, dove addirittura i medici, infermieri parlano più lingue straniere, insomma siamo abituati perché abbiamo messo in moto quel famoso progetto di turismo inclusivo, quindi c'è questo rapporto costante. Ecco, ovvio che va tutto monitorato, poi speriamo che la cosa rientri, poi volevo anche passare il messaggio che comunque io, per carità, non sono medico e quindi non voglio fare, però sentendo anche, informandoci e dialogando, insomma, non vorrei che questa cosa fosse anche, come spesso accade, esasperata oltre diciamo la situazione reale. Nel senso quindi che anche ciascuno di noi ha una responsabilità nel proprio atteggiamento di vita quotidiana. È sì, chiaro che insomma, se vedi una persona con i lineamenti asiatici e passi sull'altro marciapiede, non ci deve sicuramente essere questa è un fobia, messaggio perché anche è una sbagliato. trasmissione che avviene come una normale influenza, quindi bisogna anche avere quella cautela normale di lavarsi le mani, di fare attenzione al contatto, per carità, però non bisogna nemmeno avere la fobia dello straniero, del cinese, o addirittura cose che io vado a stigmatizzare assolutamente, comportamenti assurdi che ci sono stati. Purtroppo ce n'è stato qualcuno. Però c'è stato qualcuno che addirittura ha preso di mira dei cinesi con gesti inconsulti, semplicemente, ecco, insomma, queste cose qua, no, siamo un paese civile e queste io le aborro totalmente e non devono, anche perché guardate che tra l'altro oltre ad essere dal punto di vista etico, sociale un comportamento sbagliato, ci diamo anche la zappa sui piedi dal punto di vista, se vogliamo, economico e turistico, perché guardate che i cinesi queste cose se le ricordano. È un mercato di riferimento, perché non è vero che noi soltanto importiamo dalla Cina, esportiamo anche tanto, ecco, e dal punto di vista turistico, lo dicevo prima, i numeri sono importanti e per noi è veramente un mercato importante, e guardate che quando poi questa cosa passerà qualcuno se la ricorderà, e questi sono mercati dove noi dovremo continuare ad andare a lavorare, quindi insomma un po' di cautela e di attenzione da parte di quindi ciascuno ha la propria responsabilità. Allora un attimo solo, Ribon, perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Marisa. Buongiorno Marisa, da dove chiama? Da Mira. Buongiorno, prego. All'assessore che si dà la zappa da sé sui piedi quel signore là, perché lei si è contraddetto adesso. Prima ha parlato della lettera che le regioni del Veneto, Milano e via hanno fatto al ministro, ma lei ha fatto i conti che i bambini che sono rientrati, che erano fuori per le vacanze, sono già un mese che sono in Italia e l'incubazione del virus è di 15 giorni. Pensa lei che allora non è che sia... Voi avete fatto allarmismo con questa lettera, secondo me, e lei adesso si è ripreso un poco perché è il ministro del turismo e allora ha dato un colpo alla botte, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Voi dovete stare attenti come parlate, perché lei ha fatto terrorismo fino adesso, perché lei prima ha detto della lettera e poi si è rimangiato un poco dicendo che i cinesi sono così, che sono bravi, lei deve dire solo che i cinesi che sono in Italia sono immuni perché non hanno, vivono qua, sono nati qua,
consumano i prodotti del Veneto, più di così, dai, devi pensare prima di parlare. Allora, grazie intanto per la domanda, però mi pare che stiamo facendo un po' di tutta l'erba un fascio. Stiamo insomma, facendo ci un'erba un sono fascio e delle io mi cose stavo riferendo, e l'ho anche detto, rispetto a quei bambini che sono tornati in Cina e sono rientrati. Allora, nessuno dice, e lo dico e lo ripeto, di avere chissà quale atteggiamento, semplicemente un po' di attenzione, come fanno in qualsiasi paese straniero, no? Prima di avere la reintroduzione in classe, di verificare, guardate che è una cosa molto semplice, perché basta fare un passaggio attraverso le strutture sanitarie che lo verificano immediatamente, quindi non si tratta di fare quarantene o situazioni di questo tipo, però vi assicuro che ci sono delle famiglie molto preoccupate da questo punto di vista, e proprio per scongiurare atteggiamenti come quelli che prima dicevo essere negativi, è giusto che chi ha delle responsabilità istituzionali, in particolare la regione che gestisce la sanità, e l'80% del bilancio della nostra regione va nella sanità e quindi è un tema importante, deve prendere quelle misure in accordo con il Ministero. Quindi la lettera che è stata fatta non è una lettera che dice chissà che cosa, chiede al Ministero di capire quali strumenti mette in atto per diciamo, il contenimento di questo virus o delle preoccupazioni. Ecco, tutto qua, quindi io non mi sono andato a contraddire, ho detto assolutamente che dobbiamo stare attenti a non aumentare, a esagerare con questo tema, però è anche vero che bisogna dare delle risposte alle famiglie, alle persone che hanno comunque paura e che se non vedono un'istituzione che comunque fa qualcosa, prendono delle misure fai da te, che sono peggio. Ecco, questo è il tema che sto dicendo io. E dicevamo prima anche fuori trasmissione, attenzione anche a questa situazione, perché dicevamo che anche i numeri che si stanno vedendo in Cina, anche delle morti che purtroppo sono accadute, stiamo parlando di 300-400 morti nei confronti di una popolazione che è di 1,7 miliardi, quindi le proporzioni dobbiamo tenerne conto, insomma, persone che avevano anche delle complicazioni sanitarie, quindi ecco, per questo io mi sento di dire attenzione, ecco. Dall'altro però dobbiamo prendere delle misure per cercare di tranquillizzare la popolazione, quindi non è che va in contraddizione il mio ragionamento, è semplicemente per portare la tranquillità tra la nostra gente. Ecco, dobbiamo dire che molto spesso proprio la psicosi può fare dei danni superiori magari a quelli che può fare effettivamente insomma, l'epidemia, che al momento, lo ricordiamo, insomma, in Italia ha soltanto il caso di queste 2 persone cinesi che sono ricoverate allo Spallanzani di Roma. Ora abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Signora, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Nadia di Padova e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Io come cittadina, come persona, dico purtroppo questa cosa che sta avvenendo ci spaventa, per noi anziani, per i giovani, per tutto. Io credo che quando noi andiamo all'estero vogliono le vaccinazioni, tutte le regole, se no non ci lasciano andare. Per cui un po' purtroppo di severità nella cosa che sta accadendo, è una tranquillità per tutti. E poi volevo parlare degli effetti dell'economia veneta. Mi risulta che i signori cinesi hanno per 2 o 3 anni un negozio, poi cambiano padrone e non pagano le tasse. Allora non è vero l'economia, perché bisogna guardare tutto, tanta cosa, diciamo, per le malattie e questo. Sì, d'accordo, noi vorremmo un po' di più italiani, ma vorremmo anche da loro un po' di onestà, è una parola che dico io, ma
non che ci sia permesso che in 2 o 3 anni non pagano le tasse, cambiano nome e non pagano le tasse, perché noi anche qui, signora, insomma, non si può di certo generalizzare, tema, sì. È tutto un altro tema, e non si può comunque fare di tutta l'erba un fascio o di un caso singolo che mi pare al quale stia facendo riferimento la signora pone un altro tema che è importante, quello che pone la signora è importante. È diverso dall'aspetto turistico, perché è ovvio che io se analizzo l'aspetto turistico, signora, è ovvio che i dati sono i dati, e devo dire che per noi è un'opportunità, perché vediamo i milioni di persone che arrivano e cosa lasciano di spesa sul territorio. Quello che dice lei invece è un altro settore che però secondo me ha anche ragione, che è il controllo delle attività che avvengono nel nostro territorio da parte, diciamo, delle persone che agiscono, diciamo, nel sommerso, ecco. E anche qui devo anche dire che però le autorità competenti, Guardia di Finanza e quant'altro, negli ultimi anni, insomma, da questo punto di vista, interventi importanti si sono mossi. E non solo nel sommerso, ma anche nel rispetto delle regole, no? Perché ne abbiamo veramente sentite tantissime negli ultimi periodi. Sì. Allora, noi ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con ore 13. Allora, prima della pubblicità stavamo parlando di questo tipo di effetti sulla nostra economia. C'è però in questo momento anche un altro tema che ancora è un grandissimo punto di domanda sulla economia e su quelli che potranno essere gli effetti futuri sulla nostra economia, quello della Brexit. Dall'altro giorno, no, dal 1° febbraio, dalla mezzanotte, la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, ci sarà comunque questo tempo fino a fine anno molto probabilmente di cuscinetto per vedere di trovare un accordo, però insomma nel mondo delle imprese c'è una certa preoccupazione. Ribon. Sì, allora, tenete conto che la relazione storica, insomma, che il nostro Paese ha all'interno dell'Unione Europea anche con la Gran Bretagna determina un interscambio commerciale rilevante per il territorio del Veneto. Questo interscambio ovviamente rischia di subire dei contraccolpi, perché comunque una serie di misure diverse dalla libera circolazione di merci e persone che era stabilita all'interno degli accordi dell'Unione Europea creano una serie di complicanze e anche di costi aggiuntivi. Tenete conto, fate solo un esempio senza parlare direttamente di quello che è lo scambio delle merci. Provate a pensare qual è l'interscambio che viene fatto tra persone nell'ambito della relazione tra il nostro paese, il nostro territorio e Londra, in qualche maniera la Gran Bretagna. I costi dei voli, dei trasporti, eccetera, si sono abbassati notevolmente. Probabilmente tutto questo potrà subire delle modifiche in termini di costi, in termini di impatto. Quello che succederà al momento non è quantificabile, perché ovviamente le stime si vedranno dopo anche il periodo di cuscinetto che è stato stabilito, insomma, fino alla fine dell'anno. Quello che possiamo capire è invece che dal punto di vista dello scacchiere internazionale una serie di equilibri che comunque impattano anche sull'organizzazione europea, sulla forza dell'Unione Europea di agire nell'ambito di una serie di strumenti che dopo impattano anche per il mondo economico. Ovviamente il fatto che manchi e venga meno un partner importante come la Gran Bretagna metterà in discussione tutta una serie di questioni a livello internazionale. E direi che non sono banali neanche per il mondo delle imprese e dell'economia che noi rappresentiamo. Ecco, 2,1% del PIL veneto è quello che le Camere di Commercio, proprio in un convegno che c'è stato l'altro giorno a Padova, ipotizzavano potrebbe pesare sull'economia della nostra regione la Brexit. A questo proposito abbiamo anche un servizio, se la nostra regia lo vuole mandare in onda, nel quale appunto si fa il punto su quelli che sono anche i settori maggiormente interessati, che potrebbero anche subire maggiormente le conseguenze di questa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Vediamo.
Alla Gran Bretagna piace il Made in Italy, anche quello targato Padova e Treviso, dove i volumi di esportazioni sono raddoppiati negli ultimi 10 anni. Se lo scoccare della mezzanotte segna il divorzio politico del regno di Elisabetta II dall'Unione Europea, dopo 47 anni di vita comune, di fatto per cittadini e aziende per ora non cambierà nulla. Dal punto di vista doganale e degli scambi con il Regno Unito, nulla, nel senso che c'è un periodo transitorio fino alla fine di quest'anno entro il quale negoziare un accordo di libero scambio, quindi agli effetti pratici le aziende continueranno a esportare e importare merci dal Regno Unito come sempre, come è stato in questi ultimi anni. Il dado è tratto, insomma, ma il lavoro da fare è ancora lungo. C'è tempo fino al 31 dicembre o anche, tappa intermedia, fino al 30 giugno per capire se 11 mesi saranno sufficienti per trovare un accordo che regoli la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci, o se saranno necessari 2 anni di un'ulteriore proroga. Una pagina di storia da scrivere su cui passano la vita di molti cittadini e anche di molte aziende. Agli inglesi piacciono i nostri vini, il prosecco, i liquori, i distillati. Agli inglesi interessano i nostri prodotti meccanici come i capi di abbigliamento. L'accordo dovrà dare certezze a cittadini e aziende. È interesse sia dell'Unione Europea sia del Regno Unito negoziare un accordo di libero scambio che eviti l'imposizione di dazi, perché gli interessi principali del Regno Unito sono in Europa in questo momento interessi commerciali e viceversa. Per noi il Regno Unito è il quarto mercato di destinazione. Nel 2018 abbiamo esportato come Padova e Treviso 1,5 miliardi di euro. Ecco, quindi sicuramente questo dell'evitare l'imposizione di dazi è sicuramente l'elemento fondamentale in questo periodo, insomma, di trattativa che ci sarà. Prima di proseguire il dibattito, abbiamo una telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, lei suoi ospiti. Buongiorno, da dove chiama Giulia? Giusi. Ah, Giusi, scusi. Da dove chiama? Da Dosson di Casier. Sì, prego. Io rispetto la cultura cinese, però un'altra cultura che non hanno è quella dell'igiene alimentare. Vedendo questi mercati con tutti questi banchi di carne e pesce all'aperto, con cani in gabbia che li lasciano senza mangiare un po' di giorni, né mangiare né bere perché dopo devono consumarli, e penso quanti batteri, ma lì non guardano, nessuno li guarda. Mangiano questa carne e questa pesce e comprano tutto il giorno questa carne all'aperto così nei mercati. Altro che coronavirus. Qui se il nostro prodotto scade il giorno stesso ma che tu lo compri, non puoi comprarlo perché guai che magari puoi mangiarlo anche dopo 1 settimana, 2. E lì Dov'è la cultura? Dov'è la cultura lì? Ti ringrazio. Ecco, allora, grazie a lei Giusi, sicuramente stiamo parlando di due realtà completamente diverse, di culture diverse, di abitudini anche alimentari completamente diversi. È chiaro che qui rientra un po' il discorso che si faceva prima dei controlli, no? Della Camer. Sì, dalle telefonate che sentiamo ovviamente vado anche male a parlare perché da un lato sono soggetto istituzionale assessore, dall'altro sono un leghista e quando dico certe cose vengono subito prese come se ci fosse, non so, una sorta di attenzione particolare negativa nei confronti dello straniero. Non è questo, è che effettivamente ci sono culture differenti. Quello che diceva la signora, purtroppo le immagini le abbiamo viste, ma al di là delle immagini, siccome io in Cina ci sono stato anche per lavoro a fare delle fiere, effettivamente è un paese che va a 2 velocità in maniera incredibile, cioè da un lato abbiamo per esempio gli investimenti pubblici che non sono nemmeno comparabili con quelli nostri, cioè questi qua fanno strade, autostrade, ferrovie con tecnologie elevatissime, con treni che vanno a 400-500 all'ora, fanno ospedali in 1 settimana. In 1 settimana, cioè, sì, hanno fatto l'ospedale da noi. C'è un mondo ci vogliono perché decenni, non hanno la burocrazia, hanno i soldi e quindi dall'altro vedi una società, e su questo ha ragione la signora, che è proprio indietro, cioè non è indietro, ha una cultura totalmente diversa, cioè tu vedi, non so, la signora che ha le galline in gabbia che monta nel treno ad alta velocità, no? In prima classe,
Ed è un'immagine incredibile, no? che da noi non si verifica qui. Al contrario, abbiamo un'economia degli imprenditori che sono avanti e semmai il settore pubblico e infrastrutture che è dietro. È esattamente capovolto. E quello che succede, che fa parte della loro cultura, è che vai in questi mercati dove effettivamente l'impressione, io adesso non voglio accusare nessuno, però l'impressione effettivamente che l'igiene sia diversa dagli standard europei, diciamo così, o occidentali, è vero. Ora, attenzione che quello che sto dicendo non c'entra niente col tema del coronavirus, nel senso che io onestamente devo ancora capire esattamente da dove sia nato, perché anche qua ci sono 100.000 teorie. Anche gli scienziati mi pare che lo debbano ancora capire, stanno cercando di capire. Non è il caso che ci mettiamo noi a fare discussioni di questo tipo. Certo è che quello che voglio dire, che dice la signora, è effettivamente un certo atteggiamento te lo fa avere, che è lo stesso atteggiamento che poi i nostri cittadini nel territorio hanno come percezione nei confronti dello straniero, e da lì tutto il tema che dicevamo prima del controllo, per esempio, nelle attività artigianali che vengono fatti in loco in Veneto e in Italia, a cominciare dai ristoranti e tutto quello che ne viene. Ecco, È ovvio che tutto questo tema è agganciato. Allora, da un lato non bisogna fare esasperazione e quindi fare attenzione, dall'altro però non possiamo neanche dire che va tutto bene, signora la Marchesa, e che quindi non si debba fare nessun controllo. Ecco, da qui, ripeto, l'attenzione della Regione nel dire, per tranquillizzare la nostra popolazione, ma anche tutti i turisti, che siano cinesi o di fare controlli adeguati. Dall'altro tenere presente che siamo in un mondo globalizzato con un'economia che gira, e quando succede un problema di questo genere in un paese crea danni ormai a tutto il mondo. E su questo ormai non ci si può fare nulla, perché l'economia è così. E ovviamente questo discorso che stavamo facendo ha degli effetti concreti e tangibili anche sulle imprese, no, del nostro territorio. Certo. Noi abbiamo bisogno appunto di tenere un profilo di controllo, di verifica di tutte queste cose qua, ma poi dall'altra parte dobbiamo anche capire che siamo in un mondo globalizzato, le imprese competono e competono con armi differenti e in un contesto generale dove alla fine sappiamo che le regole non sono neanche uguali per tutti. Quindi, sapendo che questa è la base, quello che noi dobbiamo fare di più, vorrei spostare l'asse del ragionamento, lavoriamo per fare in modo che le nostre imprese, lasciando perdere tutti i ragionamenti che abbiamo detto che sono fondamentali, abbiano gli strumenti, le competenze, le capacità per interfacciarsi in un mercato globale. Ovviamente quando andranno in Cina e cercheranno di esportare in quel mercato dovranno conoscere dinamiche e caratteristiche di quel mercato lì. E anche usi, cultura. Usi e costumi e culture di quel mercato lì. Ovviamente quando noi andiamo a esportare generi alimentari, questo pochi lo sanno, le nostre imprese subiscono una serie di controlli, di richieste, di certificazioni molto forti da parte della Cina. Per cui siamo anche tenuti a procedere con una serie di certificazioni che hanno la necessità di garantire un certo standard, ma questo fa parte del nostro modo. Se noi siamo conosciuti nel mondo, siamo conosciuti per uno stile, per un certo standard e per della qualità che è diversa da quella da altri contesti. Manteniamoci su questa impostazione. Questa è la nostra differenza. Il valore aggiunto del Made in Italy da 60 milioni di abitanti nel mondo sarebbe minuscolo e irrilevante nei confronti di paesi che hanno dimensioni, storia, pezzi di storia, comunque anche altre cose molto, molto ampie e molto larghe. In realtà noi siamo in pochi rispetto ad altri paesi del mondo, abbiamo una grande storia, una grande capacità di creatività, sviluppo, ingegno e anche saper fare, e questa vendiamo al mondo. Quindi noi su questo dobbiamo lavorare e potenziare. Se ci preoccupiamo di tutto il resto, alla fin fine rischiamo di subire o restare ad attendere la manna dal cielo, cosa che nessuno dei nostri imprenditori fino adesso ha fatto, per fortuna, perché altrimenti se no non ci sarebbe stata questa forza, questa propensione economica da parte del Veneto in generale, e comunque del mondo dell'impresa e del lavoro. Certo, questo è indubbio. Allora, ancora una pausa pubblicitaria, l'ultima, restate con noi, a tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta, ore 13, ultima parte. Siamo qui in studio con l'assessore regionale al turismo Federico Canere, con Matteo Ribon, segretario generale della CNA del Veneto. Prima di riprendere a parlare abbiamo una telefonata in linea, ringrazio per la pazienza che ha avuto da aspettare. Sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, chi parla intanto? Parla Franco da Padova. Buongiorno. Allora, io volevo dire questo, saluto lei sui ospiti. Per me sul virus c'è qualcosa che non torna. Allora, dicono che appunto con il numero di infetti rispetto ai morti è molto basso, però io vi domando, perché in tutte le trasmissioni che fanno vedere c'è le persone che operano negli ambienti cosiddetti infetti, negli ambienti ospedalieri, hanno il massimo della protezione del corpo, proprio sono, si può dire, scafandrati. Allora, se non è così grave, non capisco un livello così alto di protezione, anche poi a fronte di tentativi, come si vede chiaramente, di cercare di limitare questa cosa, che poi agli effetti veri e propri dell'infezione si hanno dei numeri che ritornano continuamente a dire che non è pericoloso, che qua e che là. C'è qualcosa che non torna, perché poi anche loro non sono in grado di sapere esattamente come si evolverà questo tipo di infezione, quindi che può anche aggravarsi, modificarsi nel gene, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa che non è chiaro, non c'è chiarezza veramente in questa cosa. Grazie, buongiorno. Grazie allora Franco. Sicuramente Franco pone un tema che molte persone si stanno chiedendo anche, e forse sarà anche difficile poter dare anche da parte degli esperti, visto che è un'epidemia nuova che non si conosce, per cui anche gli stessi scienziati, i medici sanitari stanno cercando in qualche modo, gli operatori sanitari cercano di trattare la cosa con la massima precauzione e la massima cautela, proprio per evitare conseguenze peggiori. Quindi certo, credo che, non so se volete rispondere in qualche modo a Franco. Sono precauzioni che vengono messe in atto per evitare che possano esserci ulteriori conseguenze. Dopo sono troppe le precauzioni, troppo poche, le vedremo strada facendo. Certo che comunque ogni azione è fatta per tentare di contenere il problema e in qualche maniera salvaguardare la salute dei cittadini. Dobbiamo anche dire che questo virus ormai è stato anche isolato, quindi si è già anche... qualcosa. Ecco, vuol dire che nel giro di poco tempo, con la tecnologia che abbiamo a disposizione adesso, insomma, ci sarà vaccino o quant'altro. Quindi, insomma, diciamo che da questo punto di vista qua penso che abbiamo anche le capacità per poter reagire velocemente, che poi i medici stiano molto attenti e trattino la cosa con molta cautela. È giusto che sia così, come qualsiasi, diciamo, infezione, con qualsiasi virus di cui non si conosce ancora esattamente la portata. Ecco, io non farei, anche se capisco le preoccupazioni legittime delle persone, naturalmente, che sono anche di noi soggetti istituzionali. Adesso non è che vogliamo stare qua a fare, ecco, però in un momento come questo si sta lavorando e si cerca semplicemente di dire teniamo i piedi per terra e cerchiamo di fronteggiare la cosa senza, più che altro perché poi sapete l'ansia non fa altro che produrre effetti negativi, cioè la psicosi, invece che farti ragionare con calma e risolvere i problemi ti fa andare nella direzione opposta. Ecco, tutto qua, ma non è che non si vuole né minimizzare il problema ma nemmeno esasperarlo senza avere dati concreti in mano. Peraltro io credo, insomma, che nel nostro paese abbiamo comunque un sistema sanitario d'eccellenza nella nostra regione, nel nostro territorio in particolare, per cui dobbiamo anche fidarci di chi ne sa decisamente più di noi, no? E quindi attenersi a quelle che sono le indicazioni e le prescrizioni che vengono date. Ho visto un'intervista del professor Palù, che è un noto dell'Università di Padova, che insomma credo sia uno dei più grandi a livello mondiale, perché di questo si tratta. Quindi abbiamo in casa fior di professori universitari e di medici di alto livello, per cui insomma le cose che diceva lei penso che siano
assolutamente condivisibili. Ecco, allora abbiamo ancora pochissimi minuti, volevo ritornare alla questione che abbiamo un po' interrotto prima per concludere insomma quel discorso della Brexit e degli effetti appunto sul nostro territorio, perché insomma in questo momento la nostra economia deve trovarsi a subire un po' questi tra virgolette attacchi esterni più o meno previsti, che quindi qualche problema lo stanno creando. In particolare, l'abbiamo sentito nel servizio, ci sono alcuni settori che potrebbero proprio maggiormente risentire di questo, l'enogastronomia da una parte, la moda dall'altro. Ribon, nel mondo delle imprese come viene visto questo momento? Sono due settori che hanno una forte propensione all'export e quindi sono due settori nei confronti dei quali l'economia della Gran Bretagna è un'economia interessante, c'è un interscambio interessante. Il sentore è questo, purtroppo c'è un rallentamento dell'economia a livello internazionale e noi che siamo dei grandi esportatori alla fin fine su questo anche il tessuto della piccola impresa subisce delle conseguenze, delle riduzioni di commesse o delle riduzioni di attività di export. Da questo punto di vista qua è chiaro che ogni cosa che succede, dai dazi di Trump alle difficoltà che subisce la Cina per quanto riguarda la sua economia, piuttosto che questa questione della Brexit, colpiscono indirettamente anche un tessuto come quello del Veneto, che è un tessuto vocato alla relazione internazionale, agli scambi. È chiaro che poi, lo diceva prima nel servizio, la terza o la quarta area di esportazione del Veneto, insieme alla Germania, alla Francia e una parte anche degli Stati Uniti, eccetera. Comunque, insomma, sono paesi con i quali la relazione commerciale è facile, anche per i nostri imprenditori andare fisicamente o esportare in Gran Bretagna è facile, e questo crea una serie di problemi. Come possiamo reagire? Imparando a trovare nuovi mercati o comunque conoscendo le nuove regole che regoleranno anche le relazioni di interscambio con questo mercato, perché è vero che ci sarà una fase di cuscinetto, in questa fase di cuscinetto le cose non cambiano. Poi ci saranno delle nuove regole che saranno determinate dalla relazione tra Europa e Gran Bretagna. E vedremo quali saranno. Insegneremo alle nostre imprese quali sono le nuove regole e li aiuteremo ad affrontare questi mercati per riuscire, non dobbiamo spaventarci, ma contemporaneamente dobbiamo mettere in atto una serie di strumenti che devono essere in grado di accompagnare le imprese. Il mondo è grande, i mercati cambiano in continuazione, dobbiamo imparare ad affrontarli. Come dicevamo prima, ogni mercato è diverso dall'altro. Certo. È chiaro che fino a qualche anno fa pensavamo che ad esempio i mercati dell'Arabia Saudita fossero mercati impenetrabili, e invece adesso sono mercati dove esiste un interscambio continuo. Paradossalmente, dico una cosa, sarà molto più facile relazionarsi con l'Arabia Saudita per poi entrare in Gran Bretagna, perché la relazione tra l'Arabia Saudita, i mercati arabi e la Gran Bretagna è consolidata. È probabile che forse ci sono anche queste triangolazioni, quindi non lo sappiamo. Questo ci fa capire, non lo sappiamo. La vastità del tema e dei nuovi per orizzonti, andare nei Balcani si passa attraverso la Russia, ma queste cose qui chi le sa? Chi frequenta i mercati e relaziona con i mercati. Si imparano e ci si aiuta ad affrontarli nel miglior modo possibile. Allora, abbiamo una telefonata, velocissimi perché dobbiamo chiudere tra un minuto. Pronto, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, Gianni Bisetto, ciao Canere. Ehi Gianni, questo lo conosco. Buongiorno. No, mi dico a mia da esso ospedaliero. Il primario Rigoli, che ha detto alla mia preonatale, quella per me è uno dei migliori di Europa, perché grazie al posto del suo papà e minori a dire una cazzata. Ma non vi sembra strano che ci sia sui giornali prime tre pagine pieni? Sono tutti. Stamattina mi sono video e Munico. Leggo il gazzettino al baretto e vengo a casa e metto a tribuna. 3 pagine. Per me questa informazione è troppo sbagliata. E ora vorrei domandare a voi altri, ha avuto su scarso perché abbiamo buttato anche solita. Stamattina sono andato a un per de braghi dai cinesi che mi ascoltare. Voi da parare e voi butto via.
Ciao, ciao. Arrivederci, saluti, grazie. Allora, l'ha buttata in ridere, visto che lo conosce, Assessore vuole rispondere. Gianni, giustamente. Beh, ma di fatto posso dire, ha riassunto in lingua veneta e in poco tempo quello che abbiamo detto fino adesso, cioè insomma di fatto abbiamo medici e professionisti all'altezza, ci si sta attivando, quindi direi di stare anche abbastanza tranquilli. Il messaggio che dobbiamo dare è questo, anche se, ripeto, noi per primi come Regione Veneto mettiamo in campo tutto ciò che possiamo fare, e lo chiediamo anche al Ministero, per prevenire, contenere, se ci fosse necessità, questo virus, come tanti altri. Insomma, da questo alla situazione catastrofica che purtroppo a volte si legge anche nei mass media, direi che ne passa, insomma. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Matteo Ribon della CNA del Veneto, ringrazio Federico Canera, assessore al turismo della Regione Veneto, per essere stati qui con noi. Naturalmente grazie a voi telespettatori per averci seguito. Ore 13 torna come sempre domani. Arrivederci.